quello che noi faremo è una conoscenza della nostra vocalità, quindi proviamo innanzitutto un approccio diretto e immediato con i nostri nomi, quindi dopo subito ci inseriamo in un contesto appunto canoro e io sono molto orientata verso l'improvvisazione, quindi dopo gli darò dei materiali ai bambini in cui loro potranno farcene quello che si sentono, quindi io li guiderò naturalmente, ma poi tendo sempre appunto a lasciarli molto liberi anche in quello, quindi vedere un attimino quello che è proprio l'inserimento sia della voce che appunto del corpo nella musica e delle musiche di vari approcci appunto del mondo, quindi partiremo, ci sarà qualcosa russo, di tipico russo, ci sarà qualcosa di tipico greco, qualcosa di nostro, quindi una tarantella, comunque varie tipologie per far conoscere loro anche magari quello che non hanno ancora avuto modo di conoscere, di capire, di sentire, di ascoltare. Queste attività vengono organizzate con la biblioteca grazie anche alla collaborazione di Cooperativa Carta, che non solo dà la possibilità a degli operatori esterni, come appunto la collega che ha appena fatto questo bellissimo laboratorio musicale, di offrire queste proposte, ma gli stessi servizi di banco, come per esempio il mio, sono proprio gestiti da operatori, bibliotecari e archivisti della Biblioteca Baratta e che però appartengono alla Cooperativa Carta. Per noi è stata anche un po' una scommessa perché era in effetti la prima volta che facevamo un'attività musicale specifica per i bambini, perché altre cose erano state fatte ma erano più indirizzate a un pubblico diverso, più adulto. Siamo contentissimi del richiamo che c'è stato, dei tanti bambini che sono venuti e del fatto che secondo noi si siano veramente divertiti.